Benvenuti amici di Matto Scacco in questa nuova video lezione. Oggi vediamo come il bianco riuscirà a sacrificare un pezzo leggero in apertura e vincere la partita velocemente. Mi preme fare attenzione e specificare che questo tipo di trappole possono giocarsi nel gioco veloce per cercare di stupire l'avversario, a parte che se l'avversario già conosce questa trappola siete fregati, quindi attenzione a come le utilizzate, sono sempre un'arma a doppio taglio. Questo tipo di mossa deriva da D4, F5, difesa olandese, una difesa che non ho mai amato giocare e non ho mai giocato, proprio perché sappiamo quanto il punto F7 sia debole. Infatti lo scopo qui del nero è quello di spingere il più velocemente possibile E6 o G6 e arroccare il più velocemente possibile. Giocare alfiere G5 non permette chiaramente questo tipo di spinta e quindi lo scopo del nero chiaramente non permette neanche cavallo in F6 perché offre subito un'impedonatura, quindi lo scopo del nero sarà quello di giocare prima questa serie di mosse e poi di fare tutto ciò che gli serve. Ma supponiamo che il nero decida subito di dar fastidio a questo alfiere e ne ha le possibilità, per esempio con H6, a questo punto l'alfiere deve spostarsi da qualche parte. Attenzione che se si sposta in H4 è subito chiuso. Ma non è un problema, infatti adesso lo vediamo, anzi se vogliamo dare subito questa idea al nero la facciamo, quindi H6, abbiamo detto che l'alfiere può ritirarsi in H4 ma rimane chiuso, può ritirarsi in F4 e dopo per esempio G5, una mossa come alfiere 5, anche qui sì ha senso per carità, ha senso, è comunque una mossa forte, ma non è così forte come quella che stiamo per vedere. Alfiere G3 che arriva allo stesso obiettivo di alfiere H4 perché F4, tu dici cavoli, ma com'è possibile che adesso noi perdiamo questo alfiere e mi dici che è una mossa buona? Perché attenzione, noi abbiamo dei contrattacchi molto forti, per esempio E3. E3 libera la diagonale alla donna e minacciamo il matto subito in H5. Di conseguenza il nero deve correre ai ripari e lasciamo stare che poi dopo una serie di cambi noi andiamo in vantaggio di un pedone, ma ora ci sono ben altri problemi da parte del nero. Il nero essenzialmente non deve impedire che la donna riesca ad entrare su H5, motivo per cui spinge in H5, quindi la donna non può più andare qui. Attenzione che le nostre possibilità di attacco non sono finite. Alfiere D3. Alfiere D3 ha lo scopo di posizionarsi in G6 e dare scacco matto. Anche qui il nero deve proibire l'entrata dell'alfiere in G6. In che modo? Torre H6 per proibire. E ora la torre sovraccarica perché la torre deve sia curare questo pedone H5, deve sia curare questo punto e quando un pezzo è sovraccarico noi possiamo sfruttare questa debolezza. Sacrificio di donna oltre che anche l'alfiere sotto, donna in H5, scacco, l'unica è catturare la donna e alfiere G6, scacco matto. Quindi il bianco ha fatto credere di essere caduto in una trappola di pedoni del nero, in realtà ha rigirato la frittata e ha dato scacco matto al nero.